Diciamo che ancora una volta purtroppo c'è una poca conoscenza da parte delle istituzioni, soprattutto a livello nazionale, di quelli che sono i meccanismi che hanno governato e hanno creato le condizioni per le quali l'Italia sia sicuramente un punto di riferimento in termini di ricerca, di innovazione, di utilizzo di nuove pratiche rispetto a quello che è il consumo dell'acqua stessa, dimostrando il fatto che oggi l'agricoltura italiana ciò che prende lo restituisce all'85%, ma non solo. Misure che trattengono un maggior quantitativo di acqua nei bacini di accumulo e non la rendono disponibile o anche nei corsi, diciamo così, come nei fiumi o nei fossi, creerà solo un problema nel avere ancora più una necessità di importazioni di derrate alimentari provenienti da altri paesi, nell'essere meno autosufficienti, nel recare un danno di carattere ambientale, quindi esattamente l'opposto di quello che ci si è prefissati in termini di ragionamento, proprio per la poca conoscenza che si ha rispetto a un meccanismo che invece è stato utilizzato in modo sapiente da parte degli imprenditori agricoli, ma dei tanti consorzi di bonifica. L'investimento principale è da farsi guardando quelle che sono anche le necessità che non solo l'Italia, ma il mondo avrà nei prossimi anni. Il tema della demografia è sempre più evidente, ci sarà una crescita significativa della popolazione a livello mondiale, ci sarà una richiesta di maggior prodotti agricoli in termini di disponibilità. L'acqua è alla base di tutto questo. Quindi un paese che non investe in nuovi bacini di accumulo, creando le condizioni per le quali si passi dal 10% dell'acqua piovana in termini di capacità di trattenimento per arrivare invece al 50-60%, come oggi sta avvenendo nei paesi più avveduti, è fuori dubbio che vuol dire non avere un'ottica nel medio-lungo periodo. Ancora una volta diventerà fondamentale anche investire su quelli che sono i corsi irrigui, dando una risposta in termini di ammodernamento, dando una risposta in termini di efficientamento, dando una risposta anche intervenendo rispetto a quelli che sono dei danni che oggi vengono provocati da animali come le nutrie, che ovviamente creano un meccanismo di dispersione di acqua che non viene né trattenuta all'interno dei canali né messa in termini di disponibilità a favore del comparto agricolo stesso.